Salute a tutti! Il cofanetto che oggi le donne usano per custodire i loro gioielli o la loro bigiotteria si chiama generalmente portagioie o portaoggetti. In alcune zone dell'Italia peninsulare questo contenitore si chiamava nel Settecento cista. In Sardegna, a seconda della località, tale scrigno era detto baulitto o bauleddu, portaprendas o cascioneddu. La cista era ed è una delle suppellettili più soggetti all'usura, soprattutto perché le ragazze la utilizzavano e la utilizzano più volte al giorno, aprendola e richiudendola. Anche gli uomini più zelanti o vanitosi di una volta usavano in casa un portagioio, un po' come si usava negli anni 60-70 portare il borsello da uomo appeso sulla spalla, a imitazione della borsetta femminile. La moda e la storia hanno i loro corsi e ricorsi, nei cui registri sono annotate le figure immortali dei divi del passato e del presente. Chissà per quanto tempo le nuove generazioni ricorderanno Achille e Cleopatra o Elvis Presley e Marilyn Monroe. Pure molti grandi truffatori sono entrati nella memoria collettiva storica. Uno di questi, conosciuto dagli insegnanti di latino, si chiamava Francesco De Ficcoroni, di professione antiquario, ma con grandi aperture mentali sul futuro. La sua magistrale impresa è stata quella di trasformare una bottega di roba vecchia in un museo tra i più invidiabili al mondo. Nei negozi antiquari passavano in quel tempo della Roma risorgimentale persone di varia provenienza, dal ricco possidente che voleva impressionare la sua amata con l'acquisto di un dono incantevole, al nobile decaduto che voleva disfarsi di alcuni oggetti. L'abilità di un commerciante stava nel comprare a basso costo un bene importante ceduto per necessità e rivenderlo rivalutato a chi invece risaliva ai gradini della scala sociale. Il nostro Francesco De Ficcoroni aveva collezionato nel corso della sua attività una serie importante di monete, sigilli di piombo, dadi da gioco e maschere sceniche dell'antichità che aveva fatto riportare con tanto di raffigurazione nella sua ultima pubblicazione del 1745 intitolata Memorie ritrovate nel territorio della prima e seconda città di Labico. Ficcoroni era un erudito, aveva imparato bene il greco e il latino, perciò era esperto di epigrafia antica. Inoltre aveva un concetto della storia a 360 gradi e una spiccata capacità relazionale che lo portò a essere accolto fra i membri delle più celebri accademie di Francia e Inghilterra. Sentito il tintinnio del campanello di Caronte, a 2 anni dalla sua morte, Ficcoroni si giocò l'ultima carta della vita, quella che lo avrebbe portato nel limbo degli uomini illustri, dove, come dice Dante, si rimaneva però sospesi nel cadere nell'inferno. In alternativa ci sarebbe stato il dimenticatoio della storia, che Ficcoroni evitò. In altre parole, uomini come lui dovevano conquistarsi la fiducia terrena prima di entrare nell'Eden fra i benefattori della patria. Per questo egli non solo consegnò le sue collezioni ai musei capitolini, ma compiendo un ulteriore gesto di altruismo donò con tanto di dedica scritta al Museo Kircheriano, ora Museo Nazionale di Villa Giulia, la cosiddetta cista insieme a uno specchio, entrambi rinvenuti in Palestrina, alla periferia di Roma nel 1738. Nel suo libro Ficcoroni vuole descrivere prima della cista lo specchio in cui nella parte posteriore erano raffigurati 3 personaggi: la divinità di Diana, dea della luna, quella di Amicus, nella mitologia figlio di Poseidone e re di Bebrico, località della Bittinia in Asia Minore, e l'altra di Polluce, pugilatore, fratello gemello di Castore, per cui Amicus aveva perso nel combattimento di pugilato, secondo la leggenda. Ciò che sorprende in questa scena epica è che accanto all'immagine di Diana è indicato il nome etrusco di Losna, Diana. Amucus è riportato con Amuces, mentre il divo Polluce è trascritto con Poloces. Parole di antichissima latinità, commenta nel libro Ficcoroni, rivolgendosi al lettore, quasi per chiarire tali appellativi. Losna, ovvero sia Diana, non trova corrispondenza scritta da nessuna parte.
L'Osna è comunque un nome presente nell'Italia centro-settentrionale e vuol dire fulmine o lampo. Con tale appellativo viene chiamato in certi luoghi l'assenzio, pianta che nella nomenclatura latina viene classificata come Artemisia absentium. In greco antico Diana è tradotta con Artemis o Artemis, quindi i conti con Artemisia sembrerebbero tornare e il cerchio parrebbe chiudersi. Ma a questo punto viene spontanea la domanda: chi ha associato Artemisia all'Osna, ossia la luna all'assenzio, dal momento che l'assenzio in greco antico è chiamato absinthion? 3 anni prima che Ficcoroni presentasse i suoi reperti, il ricercatore svedese Carl Nilsson Linnu introdusse la nomenclatura binomiale nel sistema di classificazione delle piante. Tale catalogazione si rivelò rivoluzionaria e la pubblicazione che ne conseguì fu un vero e proprio best seller riprodotto in 10 edizioni. Con questo metodo egli attribuì a ciascun organismo vegetale 2 nomi di origine latina, il primo riferito al genere, il secondo alla specie. Pertanto nel nostro caso Artemisia è un nome assegnato da Nilsson al genere e non per questo legato alla specie Absentium. In altre parole, avrebbe Ficcoroni tratto spunto da questo accostamento per nominare Diana con l'Osna e poi collocarlo ad Artemisia. Per spingere indietro le lancette del tempo e dare valore storico allo specchio, forse Ficcoroni si avvicinò al greco antico e fece incidere nel manufatto i nomi di Amicus e Pollice con i rispettivi epiteti di Amuces e Polluces. In questo caso li portò entrambi alla terza declinazione greco-latina e vi aggiunse la desinenza S sigmatica, che non esiste nel caso nominativo del latino classico, pollux. L'elemento che colpisce l'osservatore è inoltre la grafia di questi nomi, che è riportata con il particolare arzigolo nella lettera N. Le raffigurazioni sono in stile primo rococò, classe Luigi XV. Un tocco di qualità non guasta, avrebbe potuto pensare Ficcoroni. Poi il maestro descrive l'oggetto più importante, ossia la cista in rame, che diventerà famosa nel mondo non per i suoi motivi decorativi che riportano scene della letteratura epica greco-antica, né tantomeno per le 3 statuine che fungono da manico al coperchio, ma perché alla base delle 3 sculture vi è quella che storici e latinisti hanno definito una delle prime iscrizioni in lingua latina arcaica. Il testo risulta il seguente: Dindia, Macolnia, Filea, Dedit, Novios, Plautios, Med, Romai, Fecit. Quasi ad unanimità tale iscrizione è tradotta in latino classico con Dindia, Macolnia, Filia, Dedit, Novius, Plautus, Me, Romai, Fecit. In italiano il testo è quindi corrispondente a Dindia Macolnia mi donò o donò alla figlia, Novio Plaustio mi fece a Roma. Dindia, la prima parola che compare sull'iscrizione, è stata riferita a una matrona romana vissuta tra il IV e il III secolo a.C. che diede dedit l'oggetto alla figlia Filea. Sebbene termini con la vocale A, Dindia è un nome maschile che in Sardegno equivale a Giovanni Andrea. Nel trianomina Dindia dovrebbe essere il prenomen e Macolnia il nomen, ovvero sia il nostro cognome. È evidente pertanto che tale individuo non apparteneva alle classi agiate, altrimenti avrebbe fatto incidere anche il soprannome o cognomen. È certo che Macolnia non compare da nessuna parte nella nomenclatura antica e oltretutto il nesso LN di Macol, LN, IA è stato definito dagli studiosi anomalo. Nella seconda parte dell'iscrizione Novios, Plautios, Med, Romai, Fecit, il maestro molto probabilmente sfodera tutta la sua conoscenza inventiva. Novius e Plautus sono nomi esistenti realmente nell'onomastica romana. Varrone ad esempio dice che sono dissimili Plautius da Plautus, in quanto il primo si pronuncia Plautio perché la I che si lega alla consonante T si trasforma in una Z sorda. Novius è invece citato da Orazio come suo collega, ma di rango inferiore,
un gradino dopo il suo e per questo chiamato nuovo. La genialità di Ficcoroni sta nell'essere riuscito a utilizzare nomi veri modificando solo qualche vocale. Nell'esempio di Novius e Plautius, egli trasforma l'uscita in us finale del nominativo singolare della seconda declinazione latina nell'equivalente terminazione greca con l'uscita in os, Novius e Plautius. In altre parole, Ficcoroni avrebbe potuto meditare: antichizziamo un poco con il greco. Già in Plauto, med e ted, i pronomi personali me e te sono degli arcaismi che Ficcoroni avrebbe potuto leggere nelle commedie latine. Anche l'uscita di della terza persona singolare del presente indicativo egli la riporta con fecit, anziché in t con dedit della frase precedente. Ficcoroni dà un'indicazione e dice nel suo libro che parole non dissimili si leggono nel frammento della base che sta in Campidoglio, dedicata a Gaio Duilio, 258 a.C., il primo comandante romano che vinse i cartaginesi per mare. Ma la ciliegina sulla torta del nostro Francesco probabilmente la mette nella parola Romaai, in cui mostra per la prima volta il toponimo di Roma espresso al dativo. In questo caso egli aggiunge la I del dativo a Roma direttamente al nome, come era in uso nel primo periodo successivo al 240 a.C., quando la lingua latina non era del tutto standardizzata. Infatti, subito dopo tale momento, la desinenza latina del dativo si trasformerà in AE, quindi Romae per esempio. Sempre nel suo ultimo libro, dedicato in buona parte al suo paese natale, Labico, fino al 1872 si chiamava Lugnano, Ficcoroni fa un excursus storico per mostrare al lettore l'importanza di quel territorio. È proprio qui tra Lugnano e Palestrina che Francesco di Ficcoroni dice di aver acquistato da due operai la cassa contenente la cista e lo specchio. Precisa inoltre che il cofanetto si è conservato in perfette condizioni. Infatti il manufatto sembra appena uscito dall'officina dell'artigiano e non dimostra certo i suoi stimati 2300 anni. Molto probabilmente la filea di Dindia non era da maritare, poiché neppure il coperchio ha risentito degli acciacchi accidentali che si hanno quando un cofanetto di rame viene aperto e richiuso. L'antiquario fu uomo magnanime con gli altri, perché nel suo libro dà a Cesare quello che dice essere e indica indirettamente anche chi ha manualmente falsificato quella cista. Infatti a pagina 75, riferendosi a un'altra opera donata al museo kircheriano, dice di averla fatta intagliare in rame dall'eccellente Pietro Santi Bartoli, che gliene aveva prodotto una copia precisa. Incredibilmente, Ficcoroni pubblica per intero la cista senza inserire i motivi epici incisi, quasi come fosse la bozza del progetto consegnato al ramaio e non il prodotto finito. Di ciste come quelle di Ficcoroni se ne trovano di simili, conservate nei vari musei italiani. Tutte però sono anonime, nel senso che non riportano né scritte antiche latine né tantomeno sono riportate con il nome dello scopritore. Se Ficcoroni non avesse fatto incidere quelle lettere sui manufatti, sicuramente sarebbe finito nel dimenticatoio della storia. Pertanto, egli ha preferito rischiare di ondulare sulla rupe del limbo in bilico nel vuoto, piuttosto che affossarsi su questa terra senza lasciare traccia del suo operato. Il diavolo fa le pentole ma non i coperchi, dice il proverbio. Infatti, il primo errore madornale di Ficcoroni è stato quello di aver usato per la realizzazione del suo progetto un oggetto femminile, la cista, che utilizzata dalle donne di tutti i tempi, più delle pentole da cucina, non poteva giungere integra fino ai nostri giorni. Il secondo errore è stato quello di scrivere sul coperchio, che il diavolo non fa. In altre parole, Ficcoroni ha sfidato contemporaneamente la donna e il demonio. Troppo, anche per un santo. Figuriamoci per un uomo. Saludos.